Dopo il disagio della ragazzina di Pordenone lanciatasi nel vuoto a 12 anni perché vittima dei bulli, anche Treviso si interroga sul disagio dei ragazzini, a scuola come a casa, diversi sintomi della fragilità registrati dal dirigente di una scuola media trevigiana. Quando mi è capitato di poter odorare o sentire o percepire il disagio che viene dagli atteggiamenti, dal comportamento fisico, dalla presenza o meno dei ragazzi in certe situazioni. A volte i ragazzi possono avere delle situazioni psicosomatiche, vomito, il fatto di piangere, di avere sonno e non venire a scuola. Ognuno risponde in modo diverso, il fisico risponde in modo diverso. Per lo psicologo la fragilità è dettata spesso anche dal fatto che la famiglia tende ad essere iperprotettiva. È difficile per la famiglia perché tante volte sfuggono quei segnali che dovrebbero essere colti con osservazione un po' costante. I segnali sono isolamento, solitudine, poca voglia, inappetenza, queste cose qua, ma non sempre la famiglia poi le associa a difficoltà del figlio o a dolore e sofferenza del figlio. Necessario agire sul fronte preventivo a casa come a scuola. Siccome l'attacco da parte dei compagni, dei bulli, può avvenire in qualsiasi momento all'esterno o all'interno della scuola, ma anche su pagine informatiche, è giusto che tutte le componenti attorno al ragazzo si parlino, si spieghino e anche i piccoli segnali li portano a conoscenza gli uni degli altri. In aiuto dei ragazzi, il fare squadra attorno ad essi insieme a disciplina e regole. A volte scherzano e non conoscono bene la portata dei loro scherzi e devo dire che sono poco consapevoli del male che portano a certi giovani, a certi loro pari. Bisogna intervenire direttamente con tutto il gruppo classe e soprattutto facendo rispettare le regole che ogni scuola ha.